Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora ragazzi, ho deciso di accettare l'offerta del Crotone, quindi squadra non proprio devastante. Perché? Perché ragazzi, perché voglio fare magari un anno in Serie B, fare tantissimi gol e cercare di migliorare tanto le abilità giocatore. Sono in prestito per poi tornare o al Verona o in una squadra big per tentare di insomma, avere obiettivi più incredibili. Visto che siamo in Serie B e visto che il campionato non è così esaltante, pensavo di fare 4 minuti, 2 partite da 4 minuti e livello esperto, così anche da velocizzare un po' la crescita del giocatore, perché dopo gli anni belli chiaramente sono quelli a livello campione con le squadre forti, ecco. Perché se no, se stiamo troppo tempo su cioè anche per licenze insomma di serie, perché se sto troppo su campione ma la salita degli insomma le abilità se vanno su in maniera lenta, è chiaro che dopo ci mettiamo troppi anni per arrivare nel calcio che conta. Vai, Bari Crotone ragazzi. Cosa succederà oggi in campo? Il Comendone ha accettato insomma con così insomma proprio in maniera esaltata l'offerta del Crotone, ma ha detto voglio giocare di più. Attenzione al Cume e vuole migliorare tanto come giocatore per poi avere una chance importante in Serie A, magari di nuovo al Verona o in un'altra squadra. Bisogna anche vedere, perché se le cose vanno bene poi se c'è anche a gennaio magari il trasferimento in un'altra squadra. Se a gennaio vado bene che sono in prestito, quindi non so in realtà come posso fare tanto veneziano ragazzi. In questo campionato devo fare sfracelli ragazzi. Vai Cume, vai Cume, vai Cume. Il Cume è scatenato, il Cume è scatenato, il Cume è scatenato di testa, mamma mia, per poco c'era l'assist veneziano. È partito strombattuto il Cume, fuori di poco. Sì, ha messo il piede troppo sotto il pallone. Però il Cume è partito a strombattuto. Dopo la prima esperienza in Serie A con il Verona, 8 gol, il Comendone è sceso di categoria, ma per consacrarsi era per tornare nella massima serie e dominare il mondo. Il Cume sbaglia. Comunque ho messo 4 minuti, quindi è più difficile fare gol perché ho meno tempo, quindi c'è insomma, una difficoltà in più, ecco. Però è chiaro che voglio arrivare a categorie più alte per poi giocare a campione in maniera importante. Sono il Bari, siamo al San Nicola di Bari. Per poco. Vai Fioi, vai Fioi. Bellissima. Non stopparla male. Per poco arrivava l'assist vincente. Attenzione il Cume di testa, fuori di niente. Fuori di niente, incredibile Beppe. Incredibile Beppe. Incredibile Beppe. Andrà meglio la prossima volta. Attenzione, c'è un infortunio comunque. Fuori gioco. Non è offside, non è offside. Attenzione al Bari, recupera bene il Crotone. C'è qualche movimento in panchina, Matteo? Ha un problema al gomito, credo, ma non ha chiesto il cambio, resta in campo. Grazie. Occhio Fioi, occhio, entra nel Bari, Fuori di poco. Fuori di poco, ragazzi. Il giocatore che stava andando indisturbato verso la porta avversaria, ma è stato segnalato fuori gioco. Oggi ne registro solo una. Così voglio sapere anche un po' cosa ne pensate. Attenzione il Cume! Questa scelta credo è l'unica squadra accettabile, tutte le altre non nei campionati brasiliani o proprio in campionati sinceramente inaccettabili. Attenzione però al Bari scatenato, recupera molto bene però. Dai, prendila Paolino. Bravo Paolino e bravo Paolo. Buttala su. Di testa. Sbaglia tutto. Crotone è veramente felicissimo di questo acquisto. Il Comendone la può portare molto in alto, molto bene. Vai. Corri. Vantaggio, c'è spazio per il cross. Cerca i compagni in area.
Ah, errore qua di valutazione. Il cubo è bellissimo, il volo! Oh, non ci credo. Rigore. No, punizione. Attenzione, se segno da qua, ragazzi, viene giù tutto, eh. Ecco che calcia la punizione. Fuori di poco. In queste condizioni, Fabio, anche i tiri più facili diventano insidiosi. Fuori di poco. Fuori di poco. Dai ragazzi, dai. Mi devo dimostrare che insomma se li vidi devo mangiare veramente gli avversari, me li devo pappare tutti a colazione. Se voglio aumentare tanto le mie abilità e tornare in Serie A da fenomeno o comunque da protagonista. Devo arrivare almeno 76-77 di abilità. Calderoni. 6.6 di valutazione, non male, però il problema è che devo segnare, ragazzi. Devo essere il capocannoniere della via. Attenzione il Bari, il Bari, il Bari, il Bari, il Bari, il Bari. 1-0 Bari. Incredibile, all'ultimo minuto del primo tempo. Matute. Dezi. Veramente una squadra insomma, sicuramente non è tra le più forti. Il Cume prova l'assist, tira, rigore, niente. Speravo in un calcio di rigore, in qualcosa. Il Cume bel passaggio del Cume. Perché me l'ha passato a sto punto, non importa se... Cagare. Fine primo tempo, il Bari in vantaggio. 45 minuti di gioco. Sta per avere inizio il secondo tempo. Si spinge in avanti. Vai Cume. The best Cume in the world. Il Cume dribbla a tutti e poi sbaglia. Cosa vuole fare il Cume? Devi stare nella mentalità giusta per vincere, perché non è un campionato facile. Non è un campionato facile. Il Cume, questo è un passaggio delizioso. Delizioso dopo il coglione, madonna. Attenzione il Cume al volo fuori. Forse con il nuovo assetto potranno impensierire gli avversari. Che brutta cosa, che brutta cosa. Comunque sta diluviando a Bari. Bello questo passaggio. Però il Cume non riesce a dribblare. Interrompono l'azione, hanno chiuso bene. Brutto intervento. Fallo con... No, mi dispiace, ma non è fallo, mi dispiace. Mi disp. Ma non è così. Il Cume prova a lanciare. Dezi. Si avvicina all'area. Bravissimo Cume. Dai ragazzi. Con qualche difficoltà ma riesce a liberare. Cerca i compagni. Dai ragazzi, dobbiamo almeno pareggiarla. Cross interrotto. Vai Cume di testa. Di testa veneziano. E comincia la stagione di Veneziano nel migliore dei modi. Con i suoi tipici gol di testa. Eccolo qua, cross. E il Cume di testa non può sbagliare. Splendido questo colpo di testa, Beppe. Sì, ha impattato. Eccolo qua il bomber veneziano. Il bomber di Venezia. Il Cume è scatenato dopo che non fa una sorte, ne fa sempre tanti. Il Cume è fuori di niente. Continua la sfida quasi scacchistica. Con un altro cambio tattico per cercare di... Mamma mia. E primo gol in Serie B. Questa è la statistica riferita ai tiri in porta delle due squadre. Attenzione il Bari, però il Bari. Ai ai ai, il Bari, bravissimo. Krisetig. De Giorgio. Vai Cume, il Cume se ne va. Ah, no, rotto. Si teme uno strappo. Già rotto, incredibile. Incredibile Cume. Ai ai ai, il Bari. E perde la palla. Scioccante. Mazza, non sono neanche stanchissimo, non capisco. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Incredibile Beppe. C'è veramente una tenuta di un bradipo, cazzo.
Avanza palla al piede e potrebbe Attenzione, crossare. attenzione. L'arbitro ferma il gioco. Salvo rigore, va bene, adesso mi leva. Eccolo qua. Adesso chiaramente la perdo, sono sicuro. Porca trota, però. Porca trotona. Adesso vediamo se è un infortunio serio o no. Tanto vediamo cosa abbiamo fatto. Vediamo, aspetta. Ho pareggiato, un punticino, molto molto. Vai, dai, oggi ce ne registriamo 2 intere, così voglio far vedere un po' La partita sta per iniziare. com'è sta squadra. E si è fatto bene andare al Crotone, sta contro Sassuolo, quindi squadra appena retrocessa, quindi sarà dura. E L'arbitro vabbè. deve già interrompere il gioco. Gli ospiti Ho rotto sono già pronti per qualcuno? fare un cambio alla prossima interruzione. Ma no, Fede, ho già rotto un Ci giocatore. sarà una sostituzione. Gli ho rotto Pavoletti dopo un minuto. Come pazzo, Fede, the crazy Cume. Sassuolo, Intervento non impeccabile, ma efficace. al volo, Il mamma tiro avrebbe mia! meritato miglior fortuna. Partita già insidiosa, comunque un buon pareggio, adesso siamo a Crotone. Vai di testa veneziano, bravissimo il Vene. Il Vene c'è, ragazzi. Ottimo interrompere la giocata degli avversari. E il Cume se ne va, Avanza il verso Cume se ne va, il Cume se ne va, prova il cross. Ha spazzato, ma che rischio. Ecco il tiro, l'ha bloccato. Dai che voglio fare una bella E la stagione, passa cazzo, di voglio testa. ritornare nella massima serie da figo proprio. Rolando Bianchi. Rolando Bianchi, Sansone, Zazza. Zazza. Tira in molla per il possesso palla. E il Cume la prende in maniera splendida e poi la perdono però. Bravo Cume. Il Cume deve essere il leader di questa squadra. Bella di testa ma non ci arriva. Dai che la prima in casa voglio fare bene. Occhio. Niente da fare. Sassuolo è una buona squadra, È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Lanciami e il Cumendone viene lanciato benissimo. Viene lanciato benissimo. Dopo sbaglia lo stop. Come sbaglia lo stop? Incredibile Beppe. È sempre più incredibile Beppe. Aia. Bianchi. 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 Il capitano, un miracolo. Il portiere gli nega il gol. Bravissimo, un mezzo miracolo. Bravo. Palla che finisce in angolo. Perdono palla dopo l'intervento di un difensore. Attenzione al lancio per il Cumenda. Veneziano non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva. Spazzata classica. Purtroppo non ci è arrivato il Cume. Niente, Cume è già stanco però, purtroppo ancora una resistenza di un minchione. Rolando Bianchi. Rolando Bianchi. Sansone. Non aveva spazi, si porta la palla in fallo laterale. De Giorgio. Kurtic. Sansone. Sansone. Si riprenderà con una rimessa dopo che la palla è carambolata sul corpo del giocatore. Sale la squadra. Ha toccato lui per ultimo. Dai ragazzi, dai però. 34esimo. Bravissimo. Ormai in zona d'attacco. Il Cume prova a lanciare il suo giocatore, ma niente da fare. Dai, prendere di testa. Bravissimo. Il Cume prova un tiro impossibile. Non male, ma il portiere recupera. Conquista la palla. Bravi. Oh, come cazzo l'ha preso? No, che è Baresi? È riuscito a liberare, magnifico. Sassuolo si vede che è una squadra buona,
Sansone. 5,8 per il veneziano, che è anche stanco. 2 minuti da recuperare, come indica il tabellone del quarto uomo. Kurtic. Recupera palla grazie a un grande intervento. Errore comendiano. Fine primo tempo. Il primo tempo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Sto pagando anche comunque una condizione un po' precaria, nel senso sono stanco già, non capisco il perché, ho capito che non ha una grande esistenza, però insomma... Matute. Avanza palla al piede. Interviene. Niente, fermato il Cume. E spezza l'attacco. Dai, pressa Cume. Palla scaraventata in Dai che sbagliano, niente, c'è Zazza da solo, Zazza per Sansone. Sansone se ne va, fuori gioco, niente. Intercettano palla a centrocampo, interrompendo la manovra avversaria. Che due maroni. Sansone. Gazzola, che cazzo è? Percussione offensiva efficace, attenzione. De Giorgio. Matute. Bravo, prendila. Non c'è niente da fare, non riesco a fare una minchia. Si spinge in avanti. Attenzione! Fuori gioco. Gol annullato. Troppa fretta, definito un fuori gioco. Gol annullato, incredibile Beppe. Era un gran gol al volo. Zazza. De Giorgio. Beh, che bea che agera, ma non ci credo, che sfigunzola. Cambio in vista per la squadra di casa. Bravo Cume, bravo il Cume di cattiveria. Proprio però sbaglia il passaggio, purtroppo non è il suo punto forte, il passaggio a calcio d'angolo. Arriva l'arbitro, potrebbe esserci il cartellino. No, ma dov'è il fallo? Vedremo se riuscirà a indirizzare una partita finora molto equilibrata verso un binario diverso. Kurtic. Sembra affaticato. Bravo Cume. Sono stanchissimo però. Passa la prima. La mette dentro. E sventa il pericolo con un intervento spettacolare. Sono distrutto ragazzi, non è una gran partita purtroppo. Purtroppo non è una gran partita. Si spinge in avanti. Bravo come che la recupero. Doppio recupero. No. Partita abbastanza di merda. Vai Cube. Il rigore. Calcio di rigore. Grande Cubettone. Entrambe le squadre praticano delle Ancora si è procurato. No, ma dai, fammelo battere. Ma dai, no, questa è una cagata. Ma fammelo, mi sono guadagnato il rigore, non me lo fa neanche battere. Sto frociazzo di merda. Vediamo se abbiamo vinto. Come abbiamo perso, cioè... Scusa un attimo, ho sbagliato il rigore, abbiamo perso 2-0. Ma no, me ne vado ragazzi, vado a giocare al Pro Sesto Football Club. Ma dai ragazzi, un saluto dal Comendone veneziano, inizio di stagione con un gol, ma con una beffa clamorosa. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.